Giovedì 18 gennaio, buongiorno Sicilia da Michele Cucuzza e da Angelo Gagliano. Oggi vedremo perché sono stati tagliati i fondi per il contrasto ai disturbi alimentari e poi ancora domani dopo al Metropolitan di Catania torna Robin Hood in un bellissimo musical, Nottingham Opera Musical, e domani sempre a Siracusa ci sarà la convention mondiale delle guide turistiche. Ma innanzitutto l'attualità di queste ore. Per mafia e riciclaggio di denaro ci sono arresti in 4 regioni e un'operazione della Guardia di Finanza denominata Oleandro in corso in Sicilia, Campania, Toscana e Friuli. Oltre 120 finanzieri del comando di Catania stanno eseguendo ordinanze di custodia cautelare nei confronti di 15 persone, 15, al momento gli arrestati sono 15 per reati vari, da associazione mafiosa a usura, traffico e spaccio di stupefacenti a riciclaggio di denaro. Come vi dicevamo, le province interessate sono Catania, Caltanissetta, Arezzo, Napoli e Udine. Passiamo ad altro, Movida a Palermo, le regole possono attendere, il Consiglio Comunale parla d'altro e non approva il regolamento per contrastare l'ondata di violenza che segna la città. È un velo di insicurezza, continua ad avvolgere i palermitani. Vediamo. Il tema è di quelli delicati, che andrebbe trattato immediatamente, soprattutto dopo il nuovo omicidio a Balestrate e in virtù anche dell'uccisione di Lino Celesia dopo una lite alla discoteca Noctere di Palermo. È la Movida che in questo momento è una delle emergenze cittadine da affrontare. Eppure al Consiglio Comunale di Palermo si discute di altro e non si approva il nuovo regolamento per provare a frenare l'emorragia di violenza che regna nella vita notturna del capoluogo. Del Consiglio Comunale palermitano si discute di tutto, fuorché del regolamento della Movida. E così comitati e associazioni si muovono, chi propone di fare una seduta di consiglio aperta a tutti i cittadini, chi invece raccoglie firme per velocizzare il processo di approvazione del regolamento. Abbiamo deciso di elaborare una lettera aperta dove, oltre a rappresentare le preoccupazioni di coloro che erano presenti alla riunione, abbiamo anche deciso di presentare delle proposte concrete relativamente a un miglioramento della convivenza tra esercenti e cittadini del centro storico. Giovani ubriachi, drogati e armati, spietati, le risse che sfociano in tragedia. Cosa succede alla Movida, o meglio ai giovani di oggi? Perché tanta violenza? Questa non si può definire mala Movida, non si può attribuire alla Movida, questa è vera e propria criminalità ed è criminalità purtroppo organizzata, perché sono vere e proprie bande che per futili motivi e per dimostrazioni di forza e di potere sul loro territorio agiscono con la violenza e di questa ne fanno l'unico strumento per fare valere la loro forza e il loro predominio sul territorio. A Catania, liquami a cielo aperto a Anesima, residenti esasperati in via Paolo Orsi, dove nessuno sembra accorgersi di un'emergenza sanitaria da terzo mondo, rivoli maleodoranti fino all'ingresso della parrocchia di San Pio X. Vediamo. Esplode la fogna ed esplode la rabbia dei residenti di via Paolo Orsi che da mesi convivono con una perenne emergenza sanitaria. Eppure siamo a Catania, Anesima, un quartiere probabilmente di serie B rispetto ad altre zone dove i cittadini sono costretti ad affrontare 1000 difficoltà. La prima, non appena si mette piede fuori dal portone di casa. Liquami a cielo aperto che fuoriescono dai condomini delle case popolari e che, ben alimentati, arrivano sulla strada prendendo tante direzioni e rendendo l'aria irrespirabile. Gli stivali ce li ho, mi manca solamente la mascherina perché dalla puzza non si può camminare. Non potremmo nemmeno stendere perché la puzza si muove. Signora, da quanto tempo è questa vicenda? Più di un anno. Più di un anno che siamo così. Esasperati i cittadini che sollecitano interventi che tardano ad arrivare. Questa signora che percorre il marciapiede non si accorge dei liquami, non abita qui, ma non si sorprende più di tanto. Poi abita a Bisterbianco e c'è pure, per la discarica. In linea d'aria il centro storico di Catania non è poi così distante, eppure sembra un altro mondo, il terzo.
Bene, e noi ci fermiamo qua come notizie di attualità, vogliamo passare ai quotidiani, Angelo? Passiamo ai quotidiani regionali. Stamattina cominciamo con la prima pagina del Giornale di Sicilia. Eccola qui. Si parla di vicende politiche siciliane, ma soprattutto dell'attività che si fa al Parlamento regionale. Galvagno, il presidente dell'ARS, detta le priorità. Condono edilizio, nuove province, sanatoria per le cause di ineleggibilità di alcuni deputati. Il tutto prima dello stop per le europee. Da cosa partire? Decideremo con Schifani. Insomma, queste sono le priorità di Galvagno in un'intervista proprio rilasciata al quotidiano Il Giornale di Sicilia. Poi ancora sulle case abusive, ambientalisti all'attacco ed è scontro duro dopo il primo sì in commissione. A Palermo altra rissa, pestato in strada e grave. In ospedale si allunga la serie di violenze, l'aggressione in via Monte Pellegrino vicino ad una taverna, l'uomo 34 anni in prognosi riservata, ai medici, vittima e familiari avevano parlato di un incidente. Questo è quello che viene raccontato dal Giornale di Sicilia. E poi il delitto di Balestrate, la morte di Bacchi, il fermato è andato ai domiciliari. Andrea Cangemi sostiene di aver sferrato calci dopo essere stato colpito. E ancora fotografa lo stalker e lo fa arrestare. Tutto questo ad Alcamo, l'indagato aveva violato le restrizioni, la donna ha chiamato i carabinieri. Tantissime le notizie, come ad esempio il blitz dei vigili, sono stati sgomberati ambulanti e bancarelle. Tutto questo a Palermo, controlli anche in altre strade dopo i danni alle auto da parte di un abusivo. Vicenda di cui ci siamo occupati nella giornata di ieri. E poi a Niscemi, la notizia del canile Lager, salvati 12 cani malnutriti, restavano in queste condizioni per essere più feroci. E poi la fotonotizia di questa mattina sul Giornale di Sicilia. Bellissima, I segreti di Venere, quello che leggiamo, eccolo qui, spiegati sull'Etna, progetto di ricerca internazionale. La squadra di studiosi, che è guidata dall'Istituto Nazionale di Astrofisica con l'aiuto dell'osservatorio Etneo dell'INGV, previsti prelievi e anche analisi del suolo da comparare con i dati dell'altro pianeta. Questa è la prima pagina del Giornale di Sicilia. Andiamo adesso alla Sicilia, eccolo qui. Vedete, sull'autonomia, tensione in aula. Ci sono i paletti di Fratelli d'Italia: garantire l'EP, vale a dire i livelli essenziali delle prestazioni che chiede coperture finanziarie, e risorse a tutti. Le opposizioni minacciano referendum e protestano anche i sindaci. Insomma, la situazione all'ARS non è assolutamente serena. E poi si parla ancora di acqua, energia antisete. C'è un piano della regione contro la siccità. Le società delle rinnovabili ripareranno le dighe in cambio di impianti idroelettrici. Questo è il piano. E poi ancora c'è una notizia di cronaca: c'è stato un incidente stradale mortale sulla Lentini-Scordia, abbatte un guardrail, finisce con l'auto nel fiume, è morto un uomo di Militello. E ancora, vedete, c'è il sospetto di un altro femminicidio. Siamo a Trento, un'ex candidata del centrodestra trovata morta, forse femminicidio. Questo è quello che viene riportato in prima pagina dalla Sicilia. Allora vediamo di capire questo piano antisiccità. L'idroelettrico ci salverà dalla siccità, questo è il piano per rilanciare le dighe. Le società ripareranno gli invasi in cambio di pompaggi. Si parte da Pozzillo e da Villarosa. Queste sono le indicazioni. La giunta Schifani aggiorna il piano di gestione della risorsa idrica, mentre nel Palermitano è comunque cominciato il razionamento, perché la situazione non è assolutamente positiva. Poi c'è una notizia, questa è da leggere con attenzione, perché questo parametro omega
È l'incubo per i siciliani. Ma di che cosa stiamo parlando? L'isola ha il record mondiale di 202 euro in più. In sintesi, che cosa avviene? Leggo qualche riga per cercare di fare capire che cosa succede. I prezzi alle stelle dell'energia elettrica alimentano il fenomeno della morosità. Che cosa succede? Succede che Energia, che si è giudicato il lotto del servizio di salvaguardia in Sicilia, dopo averlo gestito nel biennio 21-22, ha aumentato il parametro dai precedenti 17,80 euro per megawattore a ben 202,41. Cosa significa questo? A cascata questi aumenti, che riguardano parte anche delle amministrazioni morose, si ripercuotono anche sui singoli utenti con l'aumento dei servizi praticamente per i singoli cittadini. Quindi una situazione certamente non semplice per la nostra Sicilia. Allora, gli specialisti del cavallo di ritorno, l'operazione Carback, al giro di boa il processo per abbreviato, chiesti 200 anni di carcere, rubavano le auto, chiedevano il riscatto, alla sbarra ci sono 40 imputati, il PM ha avanzato richieste di assoluzioni per 10 di loro. Questo è per la cronaca giudiziaria. Poi vediamo anche la prima pagina di Repubblica Palermo. Si torna sui femminicidi, la Regione avvia la conta dei casi per assumere gli orfani, c'è stato un vertice sulla nuova legge e poi si parla anche di europee, caccia ai 2 seggi in bilico, i sondaggi prevedono un eletto per Forza Italia, Lega, PD e Movimento 5 Stelle, bottino doppio per Fratelli d'Italia, in gioco gli altri posti, Schifani schiera i suoi assessori, i meloniani corteggiano Musumeci, a sinistra è sicuro soltanto Bartolo. L'ipotesi in lista con De Luca irrita però la base dei democratici, ci chiamava pidioti, quindi insomma c'è una querella da questo punto di vista con il sindaco di Taormina. E poi ci sono controlli a tappeti nell'area pedonale, bici, monopattini abusivi, stretta dei vigili in centro, quindi c'è stata questa operazione da parte dei vigili urbani a Palermo. E allora cerchiamo di capire che cosa succede. Femminicidi, c'è stato un vertice sulle assunzioni, la regione comincia a censire gli orfani, l'assessore Albano ha chiesto alle 9 questure siciliane i numeri del fenomeno. E ancora, vedete, Francesco ucciso per una spallata, l'omicida ai domiciliari. Questo il delitto di Balestrate. È veramente terribile, per una spallata, altro che criminalità organizzata o baby gang o altro, cioè ci si ammazza per una sciocchezza di questo genere. Una spinta all'uscita dalla discoteca, la scintilla della rissa tra 2 gruppi di ragazzi, quindi basta poco per fare scattare poi questa violenza estrema. I controlli a tappeto di cui abbiamo parlato dei vigili urbani, multe e sequestri nelle vie del centro di città, la polizia ha fermato anche bici e monopattini nella zona pedonale. E adesso andiamo ancora a leggere sempre dalle pagine interne di Repubblica, perché si muove qualcosa sul fronte dei rifiuti a Palermo, una task force per l'emergenza rifiuti. La Galla ripropone il modello rotoli, quindi diciamo lì la task force ha dato risultati positivi. Sì. Il sindaco, siccome è avvenuto per le bare insepolte, ogni lunedì riunirà i responsabili e quindi dà il via a questa operazione per cercare di liberare in qualche modo la città dai rifiuti. Andiamo adesso invece sulla Gazzetta del Sud, che ha una domanda in apertura: un referendum per salvare il Sud? Balneari, l'Italia tenta di allungare i tempi, l'Unione Europea apre al dialogo, autonomia differenziata, le opposizioni valutano possibili contromosse anche fuori dall'aula del Senato. Poi ancora, Messina senza acqua da domani a domenica, quindi sarà dura, gli interventi programmati sulla condotta porteranno dei disagi, almeno così scrive la Gazzetta del Sud. E ancora le altre notizie che riguardano
diciamo, l'area di Messina, trasporta in auto cocaina ed eroina adulterate e letali. Questo è quello che ci raccontano da Messina, e poi cade mentre ripara un climatizzatore, ha perso la vita un uomo di 53 anni. E ancora cominciamo ad avere anche diciamo una finestra su quelli che sono i fatti internazionali. Von der Leyen e Meloni, un feeling funzionale, così scrive. Poi l'Iran, la mina vagante in Medio Oriente, questo diciamo, il tema, il dubbio che viene fuori dalle ultime operazioni, da quanto sta avvenendo chiaramente in Pakistan soprattutto. Il Pakistan che minaccia, poi vedremo fra le altre cose fra non molto con le pagine nazionali. Poi stamattina una finestra anche sul mondo del calcio, con il Catania che riabbraccia un Monaco, tesserato Salvatore che è figlio d'arte, ma in serata, vedete, il Catania ha centrato anche un altro colpo di mercato. Sturaro, colpo da Serie A, sono emozionato e carico, l'ex Juve celebrato dal patron Ross Pelligra, arriva un pilastro della nostra squadra. Questo per quanto riguarda il Catania. Restiamo a parlare ancora di calcio, lo facciamo con la Repubblica e parliamo di Palermo. Rose, caccia ad una punta, occhi su Henry e De Frel. Se dovesse partire Soleri in attacco, il Palermo prova a mettere a segno un colpo da Serie A. E visto che ci siamo, visto che stiamo parlando di calcio siciliano, chiudiamo con anche un'occhiata, diamo un'occhiata anche in casa Messina. Rosafio, che è un nuovo acquisto della campagna, diciamo, mercato di gennaio. Ho voluto fortemente Messina, questo gruppo ha valori umani e tecnici, a Ragusa e Plescia basta poco per sbloccarsi. L'attaccante è felice di questa seconda esperienza in Sicilia, e il Taranto è il prossimo avversario. Mentalizzati, ce la giochiamo con tutti. Diciamo che ci fermiamo qui, almeno per quanto riguarda questo segmento di rassegna stampa. Benissimo, allora state con noi, tra poco i quotidiani nazionali. Buongiorno Sicilia. Ben trovati a Buongiorno Sicilia, diamo un'occhiata ai quotidiani nazionali. Angelo. Eccoci, allora stamattina cominciamo con la Stampa di Torino. In primo piano la situazione bollente, direi, nel Mar Rosso. Leggiamo: le navi italiane nel Mar Rosso, la guerra si allarga, l'Iran bombarda anche il Pakistan, sovranità violata, risponderemo. Quindi infatti ha risposto il Pakistan, c'è già stato un bombardamento. Un primo intervento, infatti. E poi ancora si parla della Meloni con la von der Leyen, dall'Emilia all'Europa, Schlein, solito spot sulla pelle della gente. Questa è la risposta della Schlein. E poi ancora, vedete, il dibattito che continua su quanto accaduto a Lodi. Noi, Giovanna e i social, nessuno si senta assolto. Questo è il commento di Luca Bottura questa mattina. Poi fotonotizia che troviamo su quasi tutti i quotidiani stamattina: la paura di Kate, la principessa operata all'addome e ricoverata per i prossimi 15 giorni. Queste sono le notizie che arrivano. Poi ci sono ovviamente altre notizie sulla prima della Stampa. Se ora Putin minaccia anche i paesi baltici, in qualche modo avevamo visto che ci sarebbe un dossier dell'esercito tedesco. E poi russo, sì. le vicende che riguardano le prossime elezioni regionali. Solina, sindacato, la rabbia della Lega. Questo complica ulteriormente i piani di Salvini. I piani di Salvini è il conflitto all'interno del centrodestra su chi candidare alle regionali. Poi invece su Repubblica c'è un altro tema che viene posto in primo piano, vedete. Regalo ai corrotti, la riforma della giustizia. Il guardasigilli Carlo Nordio definisce obsoleti i reati contro la pubblica amministrazione e da medioevo la confisca dei cellulari. Nelle comunicazioni alla Camera conferma la separazione delle carriere e la stretta sulle intercettazioni. Intanto anche qui tegola giudiziaria su Solinas, sequestro e accusa di
corruzione. Questo diciamo per le vicende legate anche in proiezione regionale. Regionali, sì. Poi il resto del mondo, ora Putin minaccia i paesi baltici, prende diciamo piede questa ipotesi, e il ministro estone dice ci prepariamo ad un attacco russo. Quindi, insomma, Mamma mia! Davvero incandescente la situazione. Anche qui la principessa britannica Kate operata all'addome, la BBC, è qualcosa di serio. E poi anche il re sarà operato. Anche il re sarà operato. In questo momento diciamo che la Casa Reale ha qualche problema. Speriamo comunque che si possano risolvere poi in maniera positiva. La firma per i fondi a Forlì, alluvione, Meloni contestata, ma c'è l'intesa con la von der Leyen. E una notizia che cercheremo di approfondire magari più avanti: Altman dice per l'intelligenza artificiale serve una agenzia globale, spiega poi nelle pagine perché serve questa agenzia diciamo globale, perché dice che è inarrestabile, ci travolgerà. Poi ancora il Corriere della Sera, alluvioni e fondi, patto con l'Unione Europea, Sardegna indagine per corruzione, sequestro di beni a Solinas, c'è tensione tra Salvini e Zaia a proposito del fine vita. Poi sul Covid c'è stato uno scontro alla Camera, pare che è stato ripetuto il voto, c'è stato qualche inghippo, il voto sulla commissione d'inchiesta crea diciamo tensioni ulteriormente a livello politico. E vedete fotonotizia con i due reali inglesi, tutti e due che hanno problemi di salute. Intervento all'addome per la principessa, alla prostata per il sovrano, regno in ansia, operata Kate, e adesso tocca a re Carlo. Questo per parlare ancora dell'Inghilterra. Poi c'è una, vedete, l'Iran, raid e minacce, non ci fermiamo, gelo tra Biden e Netanyahu, cioè Bibi, e ancora non lasciateci soli o Mosca dilagherà. C'è un'intervista alla First Lady, diciamo, alla moglie di Zelensky, che insomma spiega secondo lei qual è la strategia di Putin. E poi giallo a Trento, Maria morta in casa, fu in lista con Fugatti, trovata dall'ex. Anche qui si sospetta un femminicidio, vero? Quindi non è una cosa assolutamente nuova. Il Messaggero, patto, servono meno vincoli. L'Europarlamento vuole una riforma soft, c'è un asse tra la Meloni e la von der Leyen sul dopovoto, e Lagarde annuncia tassi giù entro l'estate. Il ministro Panetta, PIL sotto l'1%, ma l'inflazione frena. Queste sono, diciamo, la sintesi anche di tante vicende economiche. Dalla candidatura alla morte sospetta, il giallo di Maria torna. Ecco, questa è la storia che dicevi poco fa. Torna anche qui, si era presentata alle elezioni nel 2018 e nel 2020, trovata dopo 2 giorni nel letto sporco di sangue, quindi qualcosa deve essere successa. Anche qui fotonotizia, Kate operata all'addome, ore di ansia nel Regno Unito, mistero sull'intervento, è una cosa seria, anche Carlo andrà sotto i ferri. E poi c'è un rapporto ANDUR, università vince il gender gap, 73% sono professori uomini. Questo è il dato che viene fuori da questa ricerca. Altro quotidiano, siamo sul Fatto Quotidiano, Nordio cura il febbrone abolendo il termometro. Questa è la sintesi fatta dal Fatto Quotidiano. Italia in fondo alla classifica ONU? Cambiamo i parametri, quindi basta cambiare i parametri, così le cose si risistemano. È sempre in tema invece di corruzione, sequestrati 350.000 euro a Solinas, scandali di case e ancora consulenze e laurea svelati dal Fatto Quotidiano, così scrive dunque il Fatto. Avvenire, lezioni d'amore, ci sono le parole del Papa che ieri è intervenuto. Il Papa esalta l'innamoramento, il rispetto e il donarsi reciproco nei rapporti di coppia, e poi provoca l'elite di Davos. Perché si muore ancora di fame? Perché si sfrutta ancora il lavoro, in qualche modo sono le domande che pone il grandioso Francesco ai grandi, praticamente dei grandi paesi che si riuniscono in Svizzera per parlare è l'unico che dice cose di questo genere nel mondo oggi.
E ancora, stavolta c'è una fotonotizia ma di tema diverso, la Cina senza figli cresce meno. Questa è la situazione che si ha in Cina, 2 milioni di abitanti in meno nel 2023, crescita più 5,3%, più bassa da 3 anni, quindi senza figli la Cina cresce di meno. La rivolta dei somari, questo è il titolo scelto stamattina da Libero, Eco, Fessi e compagni. Ancora Libero, a Roma, papà in trincea contro il 5 in condotto a chi occupa i licei, a Milano e Torino ragazzi in piazza per il diritto di imbrattare i monumenti, ma la Camera vara la stretta. La sintesi è questa. Poi ancora, si ritorna alla vicenda di Lodi, altro che scuse il compagno della Rugarelli, santificato dai quotidiani. L'analisi fatta ovviamente da Libero, che poi scrive ancora il quasi chef che ha fatto la frittata. Quindi, purtroppo è morta una donna che si è suicidata. E ancora votò sì al referendum, ora il PD vuole rivotare democratici contro l'autonomia, quindi un problema interno al Partito Democratico, quello che viene riferito da Libero. Siamo stamattina anche con il manifesto, vedete il titolo è L'ultimo miglio con foto notizia. Tutto pronto per il sì in Parlamento all'autonomia differenziata, il prezzo pagato a Salvini per puntellare gli equilibri della destra, si avvicina il vecchio progetto di secessione del ricco nord firmato dall'erede della prima Lega di Bossi e Gianfranco Miglio, il ministro Calderoni. Questo è quello che scrive stamattina il manifesto. Altri titoli, altre notizie. Siamo sul Tempo di Roma, avanti con la riforma della giustizia, Nordio alle Camere, il Guardasigilli assicura, nessun passo indietro su intercettazioni e carriere, smorza le polemiche, non tocchiamo le registrazioni su criminalità e terrorismo, sul sovraffollamento in carcere si risolve se gli stranieri scontano le pene nei loro paesi, quindi verranno rimandati indietro. Poi ancora, vedete qui, ossessionata dal fascismo, Capitana Rackete, candidata in Europa. E poi vediamo cosa scrive stamattina Oisho. Oh, ti venisse in mente di portarci i migranti qui? Ma chi glielo dice questo? Chi è quello? Credo sia il dottore di Lampedusa. Ecco. Se non ricordo male, Bartolo. E poi è bello tornare a casa, così magari facciamo contenti gli appassionati anche di calcio. Stamattina stiamo parlando abbastanza, possiamo fare bene. Conto molto sui tifosi, sono le parole di De Rossi, che ha sostituito l'ex Special One Mourinho, perché insomma è mi pare al terzo esonero di seguito, le cose per lui non vanno proprio granché bene. La Lagarde spegne la borsa, così scrive Milano Finanza. I mercati speravano in un calo del costo del denaro già in primavera, giù i listini, Panetta di Banca Italia agli istituti, i piani di finanziamento devono essere realistici, così sui quotidiani economici stamattina. Torniamo a parlare invece di quotidiani generalisti, abbiamo ancora un paio di minuti per leggere il titolo in prima pagina del giornale, l'allarme di Giorgetti, nuovi timori sull'inflazione, la tensione nel Mar Rosso, preoccupano il ministro, crescita più difficile con una nuova guerra. Insomma, la situazione non è per niente semplice. Oggi la decisione della Cassazione, leggi diverse, sentenze opposte sul Statuto Romano, oggi ogni PM fa da sé e stamattina insomma, dovrebbe decidere in giornata la Cassazione. Poi ancora mafia, le intercettazioni non saranno toccate, sono le rassicurazioni di Nordio, Solina, sindacato, grana sulle regionali. Sì. Altra prima pagina, stavolta vediamo la Verità, come sempre ha dei fatti tutti suoi, sventato l'ultimo agguato del PD, parte la commissione sul Covid, il blitz in commissione affari sociali. Democratici e Movimento 5 Stelle tentano di invalidare la nomina del relatore della legge che istituisce l'inchiesta parlamentare sulla pandemia. Poi scappano, il centrodestra vota da solo, il 29 si passa all'Aula, da lì possibile via poi ai lavori. Questo è quello che succede, ma intanto prima di salutarci vediamo questa fotonotizie. La rivolta dei contadini si estende
anche alla Francia. Questo è, diciamo, le nuove tensioni da un punto di vista sociale, ovviamente, in Europa. Adesso un'occhiata al meteo e poi subito dopo parleremo dei fondi per i disturbi alimentari, vedremo le ultime notizie, se ci sarà questo taglio che è previsto oppure, come ci auguriamo naturalmente, sarà ridimensionato. State con noi, buongiorno Sicilia, il tempo. Ben ritrovati ai nostri telespettatori da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Nella giornata di giovedì al mattino avremo ancora dell'instabilità, ma poi dal pomeriggio è atteso un parziale miglioramento con maggiori schiarite, qualche fenomeno tra Alpi, rilievi appenninici e regioni di nord-est. Ma diamo subito uno sguardo nel dettaglio alla situazione attesa in Sicilia, sole protagonista per la giornata di giovedì con cieli sereni o poco velati, ventilazione che tenderà a rinforzarsi con vari fino a molto mossi sulla fascia tirrenica. Clima mite per il periodo con massime oltre la media che raggiungeranno anche punte di 24 gradi. Dando uno sguardo anche alla situazione attesa poi in Sicilia per quanto riguarda la giornata di venerdì, il contesto sarà nel complesso asciutto ma transiterà una maggiore nuvolosità soprattutto nella seconda parte della giornata. Ventilazione a tratti moderata, le temperature massime non subiranno particolari variazioni, valori ancora superiori ai 20 gradi. Tutti i dettagli come sempre sull'app di Trebi Meteo. Ma quindi cucino io Cucini oggi, tu con quello oggi. che c'è nella mystery Qui box? ci sono gli ingredienti con cui dovrai cucinare. Che pugnale. Alza la mystery box. Sta pronta? Dai. Meglio che non cucini, guarda. Dai, ma io Niente, ci avevo meglio. creduto, scusa. Eccoci di nuovo insieme, abbiamo due ospiti, benvenuti, sono Alessandro Inzirillo e Francesco Attaguilla che sono produttori e autori di Nottingham Opera Musical. Avete sentito Nottingham? Eccolo là. Nottingham ci fa venire in mente subito Robin Hood, è inutile dirlo. Domani prima nazionale al Metropolitan di Catania, poi anche dopodomani con un cast internazionale, scenografie colossali, ne parleremo con loro. Benvenuti. Come sarà questo musical? Questo musical sarà spettacolare, noi diciamo perché intanto rappresenta il nostro percorso di questi anni, quello che abbiamo costruito in questi anni, che è stato un lavoro molto minuzioso, con tante collaborazioni importanti. Grazie all'amico Francesco, insomma, abbiamo scritto un'opera che parte da testi importantissimi, da musiche molto belle. Infatti le canzoni di questo spettacolo sono veramente belle. Ma avete fatto un lavoro di ricostruzione un po' di tutto il materiale, che è infinito, credo, a proposito di Robin Hood, sì, vero? Ci sono diversi manoscritti, film, eccetera, cioè qualsiasi cosa parla di Robin Hood, ognuno ha dato la sua versione, noi abbiamo dato la nostra, che è una versione che si discosta un po' rispetto a ciò che è usuale, no? Il fatto del buono e del cattivo. Noi vogliamo un po' scombinare i piani del buono e del cattivo e vogliamo porre delle domande al pubblico e poi vorremmo che il pubblico dia delle risposte, no? Che possono essere anche personali, ognuno di loro può avere una loro idea di ciò che hanno visto. Certo, quindi si discosta dalla tradizionale idea epopea di Robin Hood che avevamo, con un cast, dicevamo, ci sono molti artisti. Sì, ci sono degli artisti importanti come Riccardo Maccaferri, il quale ha fatto Notre Dame de Paris, Romeo e Giulietta, abbiamo Giosuè Tortorelli, Antonio Melissa. Questi artisti sono stati contattati dalla nostra produzione, insomma da noi, con le canzoni. Ci siamo presentati con le canzoni, abbiamo inviato delle canzoni e hanno detto bellissimo, aveva tanto tempo che non ascoltavo queste musiche. Quando sono arrivati sono rimasti anche molto contenti per quello che hanno trovato, perché hanno trovato delle scenografie importanti, hanno trovato comunque un cast di ballerini. Ma ci saranno molti ballerini, è vero? I ballerini sono 21.
21 21 ballerini, acrobati, 9 bravissimi. cantanti, acrobati, sì, c'è un po'. Caspita, attori naturalmente, una decina di attori Sì. con questi costumi. È una scena, ho letto, importante qua, imponente, con megaliti fluttuanti. Che Allora, vuol dire? sì, la scenografia L'ha fatta lui. Io sono uno scenografo, la scenografia è importante ed è bella, è bella anche da vedere. Quando abbiamo venti motorizzati a soffitto, quindi ci sono sollevamenti di persone, cose, muri che si muovono, è molto bella. Molto bella. Ma più che altro perché in base alle tempistiche dello spettacolo abbiamo pensato come facciamo a non creare momenti di buio, a non creare pause. Facciamo scendere le cose dall'alto? Ok. Facciamo entrare lateralmente? Ok. Ma stiamo parlando di enormi pezzi che entrano e cambiano completamente scena. Che bello. Bello, abbiamo dato un'identità ai personaggi nuova e la gente deve venire a vedere questa nuova produzione di Nottingham di Robin Hood il 19 e il 20 perché sarà, io penso che sarà un evento importante da qui al futuro. Ma girerete poi dopo? Questa è la Metropolitan prima di Catania? nazionale. La prima nazionale, stiamo testando il prodotto. Lo vediamo, poi dopo averlo fatto, ma già è di altissima qualità, non c'è Siamo dubbio. già in contatto comunque per la programmazione, per tutti sì, i già vari la eventi in giro per programmazione l'Italia. Però è un po' più lungo perché poi si rientra all'interno di una programmazione nazionale. Con 2024-2025. Perché molti hanno già programmato le loro... Sì. La stiamo programmando per il prossimo anno. Per il prossimo anno, Beh, bellissimo, davvero. Sì. E quindi, e perché Robin Hood? Perché Robin Hood? Perché è il mio cartone animato preferito. Ok. Cioè, semplice, ok, molto semplice. Avevo scritto 2 parole 10 anni fa. Poi siccome siamo molto amici l'ho presentato a lui e il fatto, cioè il massimo ringraziamento è proprio questo, il fatto che io ringrazio lui che ha creduto in me e viceversa. Questa è la nostra forza. Perché lei è l'autore e lei è il produttore. Allora, lui in realtà è il mogol, io lo chiamo il mogol della situazione. Mogol è un grandissimo personaggio. Sì, diciamo è un paragone soltanto dal punto di vista di ciò che ho fatto. Io ho scritto i testi, perché Mogol scriveva testi. Quindi lei ha scritto i testi. Sì. Lui Io ho scritto la parte melodica, le musiche. Poi questa cosa, infatti, questa cosa è andata bene perché ci siamo organizzati, ci siamo guardati e la cosa è cresciuta, è un prodotto che parte dal 2017. È un po' di tempo fa. 2017, quindi sì, 2016, certo, abbiamo lavorato. Inizialmente era i quasi testi. per scherzo, perché Certo. però poi dallo scherzo piano piano la cosa è diventata grossa, ma grossa perché intanto ci divertivamo in 2, come nei garage molto band, ok? Noi avevamo una stanza dove così dopo il lavoro, comunque dopo lo studio per quanto mi riguarda, andavamo un po' lì e ci divertivamo, era alienante. E piano piano siamo riusciti a fare tutto questo che sembra... Ma questo non significa che l'abbiamo fatto per divertimento, è nato per passione soprattutto, perché da anni seguiamo questo, insomma, l'arte, lo spettacolo. Io sono un insegnante di storia dell'arte. Lui... lei insegna storia. Okay. Ma siete andati a cercare il cast in giro anche a livello internazionale, è vero? Certo, siamo andati a cercare perché volevamo dare a questo prodotto la giusta direzione e quindi siccome presenta delle musiche imponenti, importanti, delle scenografie importanti, abbiamo detto dobbiamo mettere dei personaggi che sappiano valorizzarla in qualche modo. All'altezza, diciamo, no? All'altezza, sì, ma no, questo non lo diciamo noi, lo dicono gli altri e quindi noi lo stiamo cominciando a dire. Le voci, comunque è un prodotto la voce deve essere diversa in base al personaggio che vanno a fare. Poi, oltre questi nomi importanti, per me sono tutti forti, cioè non ce n'è uno che io dico forse lui, ho dei dubbi, no. Cioè anche che il nome non c'è come noi, perché noi nomi non ne abbiamo, facciamo 2 cose completamente diverse.
Però il fatto è non basta, tante volte il nome, la qualità. Certo. La qualità c'è in tutti. Io in tutto questo volevo dire che il nostro supervisore artistico è Antonio Melissa. Quindi Melissa si occupa insomma di tutto quello che succederà all'interno della scena. Niente, notavo oggi in questi giorni, perché ha 4 giorni che siamo dentro il teatro Metropolitan, non le dico che immagino, intanto è bellissimo vedere crescere la nostra opera, vederla insomma concretizzarsi là, e notavo questa cosa: chi entra e guarda e dice ma come avete fatto? Ma siamo qua in un altro mondo. Il Metropolitan. Quindi invitiamo. Allora, intanto già devo dire che c'è l'audio degli effetti togliamolo per favore, prego. C'è stata una partecipazione, infatti il teatro è pienissimo, e questa è anche una cosa che non ci aspettavamo, perché essendo una nuova produzione con 2 sconosciuti, vero che abbiamo degli artisti importanti, però devo dire che sta andando molto bene, e niente, invitiamo ancora il pubblico a prendere questi posti liberi, perché veramente vedrà un'opera bella. Ma ci sono 20 ballerini e acrobati e 10 attori e cantanti, c'è di tutto. Sì, c'è di tutto, ma oltre questo il fatto non è tanto, sono loro inseriti in sincrono con la scenografia, cioè la difficoltà è proprio quella, perché noi abbiamo fatto delle prove in un posto che avevamo una palestra insomma obbligatoria per poter, e sono i tecnici che ogni minimo movimento del tecnico tramite le centraline per i motori deve essere talmente minuzioso e dettagliato che un errore potrebbe compromettere un'intera scena, un intero brano. Qui il ballerino deve inserirsi in una posizione che deve essere quella e non può essere cambiata. Comandano le macchine. Comandano le macchine, però comandate a sua volta dal... Io dico che c'è un'organizzazione perfetta a livello tecnico. Si cammina bene. Un'ultima domanda che vorrei fare: ma perché è diverso il vostro Robin Hood da quello che noi amiamo e che ci ricordiamo tutti, da ragazzini fino a oggi naturalmente? Noi siamo abituati a sentire che dell'odio, no? Di Robin verso lo sceriffo di Nottingham e viceversa. E come no? Io lascio soltanto il dubbio, cioè chi l'ha detto che ci sia quest'odio. Quindi non... incuriosisce parecchio questo. Potrebbe esserci una strana collaborazione, che so, amicizia magari. Vedremo, questo è un motivo in più per andare a vederlo. Complimenti, in bocca al lupo naturalmente. Nottingham Opera Musical da domani alla Metropolitan di Catania per 2 giorni, e poi vedremo chissà dove. Alessandro Inzirillo e Francesco Attuaguile, grazie per essere stati con noi. Grazie. E ancora in bocca al lupo. State pure comodi che ci pensiamo noi. Tra poco altri ospiti, altri argomenti. Buongiorno Sicilia. Buongiorno Sicilia, parliamo di disturbi alimentari, purtroppo sempre più diffusi, cominciano purtroppo a età sempre più basse, talvolta con esiti anche disastrosi, pessimi, ne abbiamo anche parlato nei giorni scorsi. Con noi è in collegamento telefonico Fabiola De Clercq, che è presidente dell'associazione Bulimia Anoressia. Buongiorno, benvenuta. Buongiorno a voi. Ecco, alziamo un po' il volume per favore della nostra ospite, e la prima domanda è questa: voi temete che ci sia un taglio definitivo ai fondi che solitamente per il contrasto ai disturbi alimentari, ma c'è una notizia dell'ultima ora che con Angelo Gagliano vogliamo comunicarle. Prego Angelo. Il Sole 24 Ore, prendiamo proprio dal Sole 24 Ore, il ministro Schillaci, dopo le polemiche sul mancato rinnovo in legge di bilancio del fondo da 25 milioni per i disturbi alimentari, ha assicurato che dal 1° aprile saranno messi su questo fondo 10 milioni per rifinanziare per l'appunto questo progetto. Tutto questo dal 1° di aprile. Beh, è già qualcosa, Fabiola, o no? Sì, senz'altro, finalmente.
perché lo Stato si è sempre disinteressato di questo flagello, di questa pandemia che tocca anche bambini di 12 anni. Certo, ora ne parleremo. Che cosa si fa con questi fondi? Solitamente a cosa servono? Questi fondi servono soprattutto per le strutture pubbliche, per gli ospedali, soprattutto per gli ospedali direi, perché non ci sono altre strutture se non l'ABA. Giusto. Torniamo alla diffusione di questi disturbi, che è sempre più vasta, è vero, ed è in crescita, giusto? Sono circa 4 milioni, 4 milioni. le persone affette da disturbi alimentari, con un aumento del 35-40% dopo la pandemia. Quindi la pandemia ha complicato ulteriormente le cose e si abbassa anche l'età da cui si comincia, è giusto? Sì, 12 anni è l'età per la quale noi riceviamo più richieste di aiuto. Questo vuol dire implicare anche la famiglia quando sono così piccole e molto spesso pensare a un ricovero prima di iniziare una vera e propria psicoterapia, perché queste bambine smettono di bere, persino di bere. Mamma mia, certo. E delle volte abbiamo letto e abbiamo anche raccontato, purtroppo, ci sono esiti drammatici, è incredibile, ma ci sono delle persone che perdono la vita. È la prima causa di morte tra i bambini, tra i giovani, la prima causa di morte dopo gli incidenti stradali, ma secondo me prima ancora degli incidenti stradali. È una patologia silente che miete vittime fino a più di 3 milioni, dicevo, che sono una quantità di morti spaventosi. Se succedesse un terremoto ne parlerebbe tutto il mondo. Davvero, è una cosa impressionante. Se posso permettermi, anche la sua, come dire, sensibilità, la sua esperienza nasce proprio da una sofferenza di questo genere, è vero Fabiola? Sì, ho sofferto per 20 anni di anoressia quando ero adolescente. E poi è riuscita a uscirne però, grazie al cielo, insomma. Beh, sono uscita, sì, e ho creato 30 anni fa l'ABA, l'Associazione Bulimia Anoressia, che è riuscita a trovare un modo, un approccio vincente per curarle e farle uscire da questa malattia anche spesso senza ricovero. Anzi, direi la maggior parte delle volte senza ricovero. Ecco, Fabiola, ci dà un paio di suggerimenti, noi genitori che magari siamo distratti da 1000 cose tutti i giorni, ci sono i segnali d'allarme a cui prestare attenzione per i nostri figli, dire attenzione perché sta cominciando qualcosa che non è tanto normale, è vero? Sì, questi ragazzi trovano molto su network, sui social, trovano dei siti che li spingono a continuare a non mangiare. I genitori dovrebbero essere molto molto in allerta e non venire da noi quando le figlie pesano 30 kg, dovrebbero arrivare prima. Nel frattempo sono distratti dalle loro questioni di lavoro, di famiglia e non si rendono conto che le figlie si ritirano da tavola, dicono di aver già mangiato, rifiutano di mangiare il cibo che mangiano tutti a tavola e lì il genitore dovrebbe già anche informarsi a scuola di come le figlie si nutrono o meno. Questi sono segnali d'allarme davvero importanti che noi non possiamo e non dobbiamo trascurare. Mi colpiva in modo particolare il fatto che poi, tanto per complicare le cose, ci siano anche dei siti che, come dire, stimolano a essere skinny, come dicono loro, a essere magrissimi. Essere pelle e ossa. Sono dei siti che si chiamano pro-anoressia, ma oltre all'anoressia c'è anche la bulimia, che è mangiare e vomitare, che queste ragazzine trovano subito come modo per espellere quel poco di cibo che ingurgitano, e quindi i genitori dovrebbero stare molto attenti a quello che fanno queste ragazze in bagno quando hanno mangiato. Esatto. Ci dia un suggerimento perlomeno d'emergenza
nel caso uno si rendesse conto come genitore di questo allarme di cui abbiamo appena parlato, che cosa bisogna fare? Bisogna chiedere aiuto alle strutture esistenti, che sono poche ma ci sono, bisogna mettersi in discussione, mi scusi, bisogna che anche i genitori si mettano in discussione. Mettersi in discussione, cioè riuscire anche a, come dire, fare un lavoro su se stessi, bisogna andare dallo psicologo. Esatto. Farsi curare, farsi aiutare, farsi dare un orientamento su cosa fare a casa, ecco. in modo tale che i figli si rendano conto che i genitori li prendano sul serio prima che alzino l'asticella. Giusto. Ecco perché sono necessari i fondi di cui parlavamo a inizio di trasmissione, ecco perché è giusta la protesta che è organizzata per domani in 28 piazze diverse. La confermate nonostante questa notizia di un fondo, diciamo così, intermedio che non copre tutto quello che era previsto in un primo tempo. Sarà confermata questa protesta per domani? Io non ne so niente, questo è un guaio perché dovrebbero saperlo tutti. Già, vabbè, lasciamo perdere la manifestazione, diciamo che comunque è un primo passaggio, quello che abbiamo appena sottolineato, è una notizia freschissima. Molto importante, molto importante. La mettiamo di nuovo a tutto schermo. Ne parlano anche altri siti online. Adesso disturbi alimentari, il ministro sui mancati finanziamenti, fondo straordinario da 10 milioni, ha parlato durante il question time alla Camera e ha annunciato che ci saranno nuove risorse destinate alle cure per il 2024. E questo è estremamente importante, non è la somma naturalmente iniziale prevista in un primo tempo, deve essere di 25 milioni, ma serve, ripeto, per aiutare le famiglie che vivono questo problema, che sono migliaia. Ci sono 3 milioni di persone con malattie di disturbi alimentari e quindi è necessario che siano, come dire, abbiano il giusto compenso i professionisti di settore, sono 780, e la costruzione di un livello base di assistenza in tutta Italia. Ringraziamo Fabiola De Clercq per essere stata con noi al telefono, presidente dell'associazione Bulimia e Anoressia. Grazie a lei, grazie a voi, grazie per a voi. averci reso consapevoli ulteriormente di questa grave situazione che non possiamo assolutamente trascurare. Adesso facciamo una pausa, poi ci occuperemo d'altro. State con noi, buongiorno Sicilia. Buongiorno Sicilia, è con noi Giusy Belfiore che è presidente provinciale delle guide turistiche di Catania. Da domani Catania e poi Siracusa saranno sede di un convegno mondiale delle guide turistiche, è così? È così. Beh, è un grosso risultato per noi perché avete sconfitto, per così dire, tra virgolette, città importantissime e bellissime come Istanbul, per dire. Sì, beh, devo ringraziare il collega Carlo Castello che si è molto speso per la candidatura di Siracusa e dell'isola in generale, perché noi iniziamo con una sorta di pre-tour, cioè arrivano, li accogliamo, facciamo in modo di fare conoscere le bellezze di questa parte della Sicilia, poi il convegno sarà a Siracusa. E poi dopo il convegno avranno chi vuole altri giorni per poter esplorare la parte questo occidentale. Questo è il poster, ci sono, quante guide ci sono più o meno che parteciperanno? A occhio e croce dovrebbero essere all'incirca 300. 300, fantastico. Discuterete naturalmente di strategie per incrementare il turismo, immagino. No? Beh, si parla di etica, si fanno degli aggiornamenti sulle modalità di comunicazione che sono, come dire, fondamentali anche nel nostro lavoro per interagire con il visitatore, ma soprattutto per attirarlo verso la conoscenza dei territori. Giusto. E naturalmente ne approfitterete per fare da guida ai vostri colleghi, ai vostri colleghi guida, per cui dove li portate? Allora, noi iniziamo domattina e faremo un passaggio all'Etna, a Taormina. Ah, beh, sì. Adesso è pieno di neve, l'ho visto stamattina. Infatti, alcuni andranno a vedere le gole dell'Alcantara, altri andranno, alla fine concluderemo a Naxos, quindi domani è come dire, un inizio sprombattuto di quello abbastanza, come dire, forte e interessante. E poi l'indomani una parte visiterà Catania, un'altra parte scivolerà verso Pantalica, Sortino e poi da che lì. Bello lì, là.
Fantastico, fantastico. Farete una cerimonia particolarmente, come dire, importante, vero? Ci sarà una cerimonia di apertura al Teatro Massimo di Siracusa. Come si svolge? Allora, Ce lo dica lei. Il pre-tour è previsto, quindi noi accoglieremo gli ospiti che hanno scelto di arrivare in anticipo per conoscere anche questa parte dell'isola. Dopodiché si sposteranno tutti a Siracusa e da lì inizieranno le attività fondamentali che prevedono una grande cerimonia di apertura dei lavori, delle giornate di lavoro con delle attività che i colleghi di Siracusa svolgeranno per la conoscenza appunto della città e dei territori circostanti, e poi finiti i giorni dell'attività del convegno, altri rimarranno per spostarsi a Allora, adesso Palermo. parliamo di voi guide, così magari chi è più giovane ed è interessato può avere le indicazioni giuste. Come si diventa guida turistica? Bene, si diventa guida turistica superando un esame, una verifica. La parola esame ogni tanto fa paura. Però questa verifica è indispensabile non solo relativamente alla conoscenza del territorio, ma anche per le abilità, perché non tutti siamo vocati per tutto, quindi alla passione per l'arte, la cultura in generale, la storia, deve abbinarsi una vocazione verso la professione, che diciamo che come tutte le professioni di un certo genere è abbastanza fisicamente faticosa, ma soprattutto necessita di un'interazione, di un'abilità anche nell'interazione. È passata appena una legge nazionale che ha provato a mettere ordine nella professione, che era frammentata a livello regionale, perché ogni regione predisponeva degli esami con delle prerogative totalmente diverse, cioè chi lo faceva dopo un diploma, chi lo faceva dopo una laurea. Noi eravamo un po' più avanti, perché per poter sostenere l'esame di guida turistica bisognava avere la laurea e superare Quindi questa allora attenzione, bisogna avere la laurea. Adesso bisogna avere la laurea. E poi chi è che fa, diciamo, chi ti dà la carica? Dunque, bisogna aspettare che vengano banditi questi esami che prevedono sono a pubblici? questo punto sono pubblici, certo, Pubblici. sono strutturati da un sistema nazionale, da un'organizzazione nazionale, ovvero dal Ministero del Turismo. E una volta che si è laureati si fanno questi esami che sono teorici e pratici, immagino. Che sono teorici e pratici, sono scritti orali e per fortuna più la conoscenza delle lingue. E dopodiché... E poi bisogna conoscere le lingue, sì, soprattutto. Anche, naturalmente. Perché il grande problema che noi registriamo è la mancanza in proporzione, in percentuale, di guide che conoscano bene le lingue e che sappiano comunicare nella lingua richiesta. Caspita, non è facile, perché bisogna conoscere bene il proprio territorio e le lingue. E poi saperlo raccontare in lingua. Di solito cos'è l'inglese quello più diffuso? L'inglese è il più diffuso, mancano alcune lingue, abbiamo una grande richiesta di francese e tedesco perché non si studia più. Ci sono moltissimi tedeschi, ma è una lingua difficile e non si studia più. Certo. È di moda lo spagnolo, la cui domanda è abbastanza sostenuta. È di moda lo spagnolo, sì, gli spagnoli vengono più e poi lo spagnolo frequenti. idealmente è più facile e il francese l'abbiamo accantonato, quindi abbiamo realmente bisogno di risorse nuove, di giovani che abbiano passione per queste lingue, che non si spaventino di lavorare sul territorio e continuare a studiare, perché la sfida in questo lavoro è continuare a studiare. Non siamo onniscienti. E tutte le città, qualunque città, anche il paesino più piccolo che noi andiamo a visitare, ha delle storie bellissime, affascinanti e bisogna conoscerle. Cioè perché bisogna anche mettersi in ordine di aggiornarsi. Cioè non è che uno parte che sa tutto, ha una discreta conoscenza del territorio, però poi l'arricchisce. Bisogna continuare ad arricchirla. Questo è il vostro lavoro, continuate informazione continua. Informazione continua che è bellissimo se ti piace, certo. Ma soprattutto quelle curiosità, quelle storie particolari, è bellissimo condividerle con altri, perché quello è il modo di conoscere, di approfondire un territorio, di arrivare all'identità di un territorio. Ecco, lei diceva abbiamo bisogno di questo. I giovani sono attratti o no? Devo dirle, io adoro i giovani, perché hanno quell'energia, quella freschezza, quella dinamicità che noi poi con l'esperienza ogni tanto perdiamo. Vorremmo che fossero più
meno arroccati su una posizione di difesa, come se qualcun altro o le generazioni precedenti gli avessero fatto un torto, e che fossero più consapevoli che noi siamo lì per aiutarli e che quindi qualunque cosa noi diciamo loro, suggeriamo loro, non venga da un conflitto che nasce anche dall'autonomia della professione, dall'indipendenza della professione, ma sia proprio che è legato all'esperienza, perché vogliamo che loro siano i nostri ambasciatori qualificati, perché finora le guide italiane hanno un grande privilegio, sono considerate fra le migliori al mondo. Quindi perdonatemi. Davvero, questo è molto bello sentirglielo dire. Battiamo tutti. Battiamo tutti, non solo per quello che abbiamo, e noi in Sicilia penso che insomma non abbiamo nulla da dirci, ma abbiamo anche sviluppato i geni per porgerlo, per poter essere anche compensare anche quei piccoli difetti della conoscenza di una lingua che chiaramente è legata alla nostra origine, e riceviamo sempre tantissimi complimenti che noi rivolgiamo poi all'isola, perché insomma la rappresentiamo. Ci fa enorme piacere. Vabbè, adesso arrivano qua, quanti saranno le guide? Diciamo, l'occhio e croce 300, ma il mio amico Carlo sarà essere più certo. Anche voi li porterete in giro. Ci dica 3 località, così ne approfittiamo anche noi per il prossimo fine settimana. 3 cose che dobbiamo riscoprire della Sicilia. Beh, guardi, noi in questo caso il giorno 20 andiamo a Catania, andiamo a scoprire le nostre bellezze, domani l'Etna, le gole dell'Alcantara, l'area di Naxos per esempio, dove c'è un bellissimo museo con un antiquarium che racconta anche delle relazioni con la Germania, perché c'è un'aurora che fu trovata da Heidelberg è stata restituita a Naxos, probabilmente di provenienza, quindi sicuramente di provenienza sicula, E poi a Catania andremo a scoprire il Teatro Massimo, andremo a scoprire il Palazzo di Città, il municipio, il Teatro Antico, quindi andiamo a, come dire, ci infiliamo all'interno di edifici che non sono... E voi come guide, diciamo anche come addestramento girate il mondo, vi portano in giro, come è organizzata una cosa? Beh, questa è una cosa che noi facciamo a livello individuale. Facciamo solitamente delle attività, dei seminari in bassa stagione che condividiamo con gli altri colleghi in modo da conoscere, approfondire. Abbiamo organizzato e lo stiamo continuando a fare, perché l'abbiamo fatto in 2 frammenti, un'attività di formazione al Museo dello Sbarco a Catania, perché non si finisce mai di imparare. Va bene, allora Carlo Castello, presidente provinciale delle guide turistiche di Siracusa, è stato pazientemente in ascolto e adesso gli diamo la parola perché commenti quello che ha sentito e soprattutto ciò che aspetta le centinaia, quasi 300 guide turistiche che prima all'inizio a Catania e poi soprattutto nella sua città arriveranno da domani. Prego. Sì, buongiorno a tutti. Noi siamo molto felici di organizzare questo convegno, anche perché Siracusa ne ha organizzati altri 2. Forse è l'unica città che ne ha addirittura organizzati 3 di congressi di guide turistiche. Abbiamo organizzato quello nazionale nel 91, quello europeo nel 2004 e adesso quello mondiale, dove circa 300 guide da tutto il mondo convergeranno a Siracusa, ma non solo a Siracusa, come ben detto Giussi, in tutta la Sicilia, per farla conoscere, per mettere in evidenza le nostre bellezze, la nostra cultura e il nostro territorio di competenza appunto di ogni guida turistica. Il proprio territorio dovrebbe essere, getto giù una vena polemica, perché questa legge che è stata varata ultimamente consente alle guide di esercitare in tutto il territorio italiano, che per noi è una cosa che non sta né in cielo né in terra. C'è questa nuova legge che consente anche chi magari forse non è particolarmente esperto, è questo che vuole dire? No. Mi faccia capire bene. L'esame. No. Per fare adesso la legge prevede che dopo l'esame si eserciti in tutto il territorio italiano. Ho capito. Mentre prima l'esame era circoscritto al territorio in cui tu dovevi esercitare. Operare, sì. È chiaro che se uno di Siracusa, uno di Agrigento, uno di Palermo vuol fare la guida, non la vuole fare in Friuli o in Valle d'Aosta, la vuole fare in Sicilia. Quindi il territorio da studiare è la Sicilia. Questo è quello che voglio dire. Invece c'è questa legge nuova che consente a tutti di esercitare ovunque.
Allora, per chiudere, ringraziandola per essere stato pazientemente con noi, Castello, le volevo chiedere, già lo sappiamo a memoria, ma insomma se lo dica lei, dove li porterete in questo convegno i vostri colleghi? Allora, oltre al fatto stesso del convegno, perché ci saranno 3 relatori di tutto livello, come il professore Malfitana, che ci parlerà della storia greca e romana di Siracusa e della Sicilia, ci sarà la professoressa Maria Francesca Corrao, che è palermitana, insegna alla LUISS di Roma, che parlerà della Sicilia araba, e poi ci sarà anche il professore Calabrese, Giorgio Calabrese, che parlerà dei prodotti tipici del nostro territorio, perché dobbiamo appunto promuovere il nostro territorio a 360 gradi, non solo dal punto di vista culturale dei monumenti, anche dal punto di vista enogastronomico. Certo. E poi ci saranno dei temi che verranno sviluppati all'interno del congresso, come l'overturismo, come il cineturismo e come il turismo delle radici. Quindi ci saranno diversi temi che saranno studiati e resi noti, diciamo, alla platea che è fatta di guide turistiche. Voglio ringraziare in questo senso tutti quelli che hanno contribuito alla realizzazione del congresso, in primis l'amministrazione comunale di Siracusa, con il sindaco e l'assessore Fabio Granata, che ci ha consentito di utilizzare il teatro per 7 giorni. 7 giorni il teatro sarà a disposizione delle guide turistiche. Bellissimo, che bello. Voglio ringraziare l'assessore regionale al turismo Elvira Mata, che ha dato un contributo notevole per la realizzazione di questo congresso. Bene, e poi tutte le guide siciliane, naturalmente. Noi vi auguriamo buon lavoro, inevitabilmente. Viva la Sicilia, la farete ulteriormente conoscere alle guide di tutto il mondo. Grazie per essere stato con noi, Carlo Castello e Giusy Belfiore. Buon lavoro. Grazie. Da domani. Adesso facciamo una breve pausa con l'almanacco. State con noi, buongiorno Sicilia. Oggi vi vogliamo svelare i segreti di un ingrediente che non può mancare nella vostra dispensa: l'aglio. L'aglio non solo arricchisce molti piatti della nostra tradizione culinaria, è anche un rimedio naturale per molti disturbi. L'aglio, infatti, contiene delle sostanze che combattono i batteri, i virus e i funghi, rendendo il nostro organismo più resistente alle malattie. Insomma, l'aglio è un vero e proprio elisir di lunga vita che possiamo consumare sia crudo che cotto, a seconda dei nostri gusti. La Sicilia, con 7 siti, è la regione italiana più ricca di beni artistici e culturali riconosciuti dall'UNESCO, a pari merito con la Toscana. L'ultimo riconoscimento è del 2015 e comprende il percorso arabo-normanno di Palermo, Monreale e Cefalù. Fare il portoghese. Questo modo di dire significa entrare senza pagare il biglietto in uno spettacolo o in un evento. Ma perché si dice così? Beh, l'origine di questa espressione risale al XVIII secolo, quando il re del Portogallo era uno dei più ricchi e potenti d'Europa. Per dimostrare la sua magnificenza, il sovrano portoghese offriva ai suoi sudditi il privilegio di partecipare gratuitamente a tutte le feste che si tenevano a Roma. Bastava dire di essere portoghesi. Molti romani, però, approfittarono di questa occasione e si spacciarono per portoghesi, entrando senza pagare nei teatri e nei locali. Da allora, chi cerca di scroccare un servizio o di evitare un pagamento viene chiamato portoghese. Noi non facciamo i portoghesi, ce ne andiamo con diritto di ingresso direttamente da Marco Amato con la sua bella tazzina. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno. Ah, questa è meravigliosa, questa la so io, questa è ceramica di chi non mi viene. Dillo tu, Marco. Inglese. Oriente. È ceramica inglese.
meraviglia. L'ho voluta scegliere oggi perché faccio un omaggio a Sir Elton John, proprio al nostro baronetto Mr. Crocodile Rock. Eccolo qua, guardalo. Eccolo qua. Assolutamente carissimo a tutti quanti noi, uno di quelle eminenze che ha segnato la storia del rock e della musica, ma anche la sua presenza sociale con tante manifestazioni creative del suo essere. Cosa succede a questo arietino vulcanico che, come tutti gli arieti, ha la capacità di iniziare qualcosa, di creare un mondo con la sua esplosione creativa? Sir Elton John è diventato un negot. Che vuol dire? Ecco, fa parte di una prestigiosissima lista di cui lui è la 19ª persona di eminenze che si sono distinte in campo artistico, che hanno avuto il privilegio di ricevere i 4 premi più importanti dell'entertainment al mondo, ovvero l'Emmy, l'Oscar, il Tony e il Grammy. Ecco, sono tutti dei premi rispettivamente che vanno a TV, teatro, cinema e televisione. Ha vinto tutto, ha vinto tutto. Ha vinto tutto, come si dice, come cantava anche Tiziano Paradiso. Quindi il signor Elton John porta a casa una soddisfazione planetaria mondiale con questi grandi prestigiosi riconoscimenti. E beh, la Luna è stata in Ariete ieri, ben 2 giorni, e ha accompagnato questo esploit decisamente notevole. Ma le novità delle stelle non si limitano alla Luna, che oggi invece è passata in Toro e quindi è più morbida, più goduriosa. Quindi cosa desidera associandosi a Giove? Rendere i segni di terra un po' più golosi ed ambiziosi, quindi Toro, Vergine e Capricorno. Aspirate a qualcosa di più grande, muovete le fila delle vostre faccende in maniera tale da rendervi un po' più grandi del solito. Ma non solo la Luna oggi tira le fila dello zodiaco, c'è anche il furbo Mercurio, che associandosi in un solidissimo rapporto con Saturno, oggi rende concreti per i segni di acqua, quindi Cancro, Scorpione e Pesci, le idee che diventano progetti, idee che diventano concretezze, soprattutto per Pesci, Scorpione e Capricorno anche, che è un segno di terra come i suddetti sopra, ma Capricorno già anticipato che gli va alla grande in questa fase astrologica della vita. Se va bene il terra e va bene gli acqua, un po' meno i fuoco e gli aria. Perché? I fuoco hanno delle suggestioni assolutamente un po' più ballerine e sono un po' più discontinui. L'Ariete in amore, mentre il Leone si guarda intorno proprio perché sente che tutto procede, ma si sente un po' in diminuzione, quindi tenta di guardarsi intorno per capire come afferrare un po' gli eventi e governarli, cosa che è una sua attitudine spiccatissima. Sagittario, metti un po' la testa a posto proprio perché deve ordinare delle cose pratiche. Gli Aria invece, curiosi come sempre, i Gemelli, la Bilancia e l'Acquario, i Gemelli tendono molto a stabilizzare il loro umore, proprio perché i passaggi planetari che tra poco intercorreranno migliorano decisamente le relazioni e la comunicazione, che i Gemelli non è partito proprio benissimo all'inizio di questo 2024, ma stanno recuperando e sarà poi il loro anno, proprio perché li ho dati per primi, per i più fortunati, quindi forza Gemelli, c'è ancora un po' di strada, ma ce la farete. Bilancia, è una settimana importantissima per voi questa e anche quella che verrà. I giochi planetari vi suggeriscono assolutamente di dedicarvi sia all'amore, ma c'è tutta una serie di responsabilità, conseguenze che verranno dopo. Acquario, sempre fantasioso, si dedica agli amici. E detto questo, vi auguro un'ottima giornata. Grazie anche a te Marco, buon caffè, ti invidiamo molto. Angelo, ci sono notizie? Sì, c'è una notizia, ne abbiamo parlato e accennato prima, parliamo di intelligenza artificiale. Perché? Perché Altman dice che in pochi anni l'intelligenza artificiale sarà inarrestabile. Serve, pensa, un'agenzia come per l'energia atomica. Quella. E poi ancora negli Stati Uniti pare che si combatta la battaglia finale.
le nostre linee guide vietano di usare ChatGPT per la propaganda elettorale, poi le istituzioni ragionano su come regolare l'intelligenza artificiale, c'è di più, OpenAI può fermarsi, ma tanti insisteranno, l'intelligenza umana non sarà più unica, ma quella artificiale sarà sempre soltanto uno strumento. Sì. Sono diverse opinioni chiaramente di diversi personaggi, da Donald Trump. Certamente è il tema, come dire, del prossimo futuro. Intanto noi invece ce ne andiamo nel passato e cominciamo con il 18 gennaio del 1778, quando il famoso esploratore James Cook sbarca per la prima volta alle Hawaii. Lo sapevate che Cook ha chiamato queste isole Sandwich? Sì, in onore del nobile inglese che gli aveva finanziato, beato lui, la spedizione. E ora passiamo al 18 gennaio 1919, un anno cruciale per la storia del mondo. A Parigi, dopo la fine della Prima Guerra Mondiale, si apre la conferenza che deve stabilire le condizioni per la pace. Il risultato è il Trattato di Versailles, che impone alla Germania, che è stata sconfitta, pesanti ripartizioni e anche limitazioni. Mentre in Europa si cerca di ricostruire la pace, in Italia nasce un nuovo partito politico, che è il Partito Popolare Italiano. Il fondatore è Don Luigi Sturzo, che stiamo vedendo, un sacerdote siciliano. Il PPI è il primo partito di massa in Italia ed è il precursore della Democrazia Cristiana, che avrebbe poi dominato la scena politica italiana per quasi mezzo secolo. Letteratura. Il 18 gennaio del 1936 muore quest'uomo qua, che è Rudyard Kipling, lo scrittore inglese. Il suo capolavoro è Il libro della giungla, una raccolta di racconti che narra le avventure di Mowgli, il bambino allevato dai lupi. Il libro è diventato un classico dell'infanzia, ha ispirato numerosi film, fra cui il celebre cartone animato della Disney. Invece il 18 gennaio del 1975 debutta sulla CBS una delle sitcom più famose e divertenti della storia. Sono questi qua, i Jefferson. La serie racconta le vicende di una famiglia di colore benestante che si trasferisce in un lussuoso appartamento di Manhattan. La serie dura 11 stagioni, è una delle prime a trattare con ironia e intelligenza il tema del razzismo e dell'integrazione. Ricordiamo un grande artista che ci ha lasciato il 18 gennaio del 1987, Renato Guttuso, nato a Bagheria in Sicilia nel 1911, è uno dei maggiori esponenti della pittura italiana del Novecento. Le sue opere esprimono tutto il calore ed il colore della sua terra siciliana, ma anche il suo impegno politico e sociale. Stiamo per l'appunto vedendo una sua opera. Un fatto tragico che ha scosso l'Italia il 18 gennaio del 2017 è la valanga che ha sepolto l'hotel di Rigopiano. Stiamo vedendo una terribile immagine in Abruzzo. L'evento è causato dallo stacco di una massa di neve dal Monte Siella. Solo 11 persone si salvano mentre 29 perdono la vita. E adesso cambiamo argomento, concludiamo con la musica e vi proponiamo, lei l'avete già riconosciuta, Iva Zanicchi, vi proponiamo una canzone sua che ha fatto la storia della musica leggera italiana, Zingara. Ha vinto il Festival di Sanremo del 69, presentata oltre che da Iva Zanicchi anche da Bobby Solo. Era stata proposta a Gianni Morandi, ma pensate, lui ha rifiutato e poi ha voluto partecipare ugualmente al disco suonando la chitarra. Quindi Morandi suona la chitarra nell'arrangiamento che fa Bobby Solo. Questo non lo sanno in molti, nemmeno noi lo sapevamo. No. Il testo ruota attorno al personaggio di una zingara alla quale si chiede con il celebre imperativo iniziale "prendi questa mano zingara" di leggere appunto nella mano la sorte di un amore. Iva Zanicchi, vi lasciamo provvisoriamente, ci rivediamo domani. Buongiorno Sicilia. A domani.